Signore e signori, amici di Sportisili, buonasera. Io sono Ludovico Campuso e questa è la prima giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5 tra 3M e San Vito Lo Capo. Ancora San Vito Lo Capo in difficoltà col controllo, grande pressione di Minnone, buona occasione per il 3M che subito può cominciare il tiro. È il primo squillo dell'incontro, lo firma il 3M con il suo numero 6. In questo caso però perde il possesso ancora 3M Minnone, la giocata 2 contro 1. Vediamo il 3M come va, la Rosa, il tiro ed è calcio d'angolo. Palla in mezzo, qui contropiede, attenzione 2 contro 2, parità numerica. Va Marotta, la Allegra, la respinta sul palo e poi la salva Virruso. Giocatore esperienza molto importante. Intanto va Marotta, Marotta può passare, palla larga, Allegra si aspettava l'inserimento del compagno che non è arrivato. Di Dio. Amici, il sinistro è subito il primo squillo del mago. Si rifugia su Imperato, Imperato la palla dentro, Allegra da solo, Allegra il dribbling, Allegra passa il pallone, palla fuori però. Messa laterale, San Vito Lo Capo. Giammicchia si allarga come portiere di movimento, qui rischia molto, Ricotta, il tiro! E c'è il gol! E va sotto la curva ed è 1-0 3M. Ha segnato il numero 27, Giuseppe Ricotta. Minnone scazza sulla destra, infatti viene servito. Minnone si ferma, ottima l'idea, la gira Catalano, il sinistro Gammicchia. Morvillo dentro, occasione importante per il San Vito, allarga, Allegra, occasione sprecata, 51 secondi, pronta subito il 3M ancora, Ricotta, lo trova il gol dell'1-0, ancora Ricotta, si allarga bene il gioco, Calvaruso, Ricotta, la salva sulla linea Imperato. Carlo Amici, pronto a calciare, prova il tiro, deviazione e gol, ed è 2-0, uno dei gol più facili forse della sua carriera. Carlo Amici, 2-0 3M. E sentite il frastuono qui del Paladon Bosco. Quanti fischio dell'arbitro, Imperato, una finta, lascia a Marotta che calcia col sinistro Virruso. Questa è la deviazione, c'è il calcio d'angolo per il San Vito. Ancora Amici. Calvaruso, la sponda, Amici calcia, Imperato. Può andare il San Vito contropiede, 2 contro 1. Imperato allarga, Allegra. Viene servito Imperato, Virruso. Che grande parata! 3 falli intanto per il 3M, 1 per il San Vito. Marotta ancora il sinistro! E questo è un gol bellissimo davvero! Un gol bellissimo! Ed è 2-1. Il San Vito Lo Capo accorcia le distanze. Ricotta, subito il 3M può attaccare. La Rosa, Ricotta da allargare. Calvaruso! E subito si riapre la partita! Comincia il San Vito, palla lunga, Gammicchia dentro per Allegra che trova il gol con Capin vincente ed è 3-2 adesso San Vito. La rincorsa di Carlo Amici, trova il tiro, Gammicchia solta, respinge ed è calcio d'angolo e può rientrare Calvaruso. Affaticato dentro per Minnone, ancora palla in mezzo, affaticato Gammicchia col corpo. Le ha parate davvero tutte quelle che poteva parare. Ancora affaticato la Rosa. La Rosa si allarga, prova il destro! Ed è un grande gol. 3M4, San Vito Lo Capo 2. Pam, 4-2. Ricotta, contropiede del 3M, può partire la Rosa. La Rosa dentro, grande recupero di Cosenza, Morbillo, ancora però 3M, affaticato, apre il destro, Gammicchia col piede, spaccata. Marotta ce la fa, Marotta, la palla dentro per Allegra, è un gran gol questo, grande caparbietà qui del San Vito Lo Capo, grande caparbietà di Marotta che viene pure a morire, 4-3, affaticato, Calvaruso sulla linea, pronto a puntare l'uomo, il numero 12, Calvaruso con la punta! Gammicchia non la può ed è 5-3 3M. Ancora Marotta, prova la ruleta e va in contropiede il 3M però va Ricotta dentro, Gammicchia recupera un grande pallone
Gammicchia allunga per Imperato. La giocata, niente male. Alla fuori però. San Vito Capo che va con Allegra, cerca i compagni, trova Imperato. Gammicchia si allarga intanto. E chiede il pallone, forse andava dato una palla migliore. Intanto Gammicchia può avanzare, Gammicchia lotta. Calcia intanto il portiere, tiro fuori. Rincorsa. Marotta col sinistro, Marotta! La palla è molto alta, va fuori. Il trem, il pubblico esulta. 5 a 3, poteva essere davvero uno spauracchio per il trem. Calvaruso grande stop di petto, va in contropiede, affaticato. Calvaruso, il destro! E la chiude! E la chiude Calvaruso! 6 a 3. Il Russo va in profondità la Rosa. Si allarga affaticato, viene seguito Calvaruso da solo, Calvaruso palla dentro, Gammicchia la salva. Ancora però Gioeli che prova, Gammicchia allarga, sta finendo la partita, Allegra, è suonata la sirena ed è finita. 3-6, San Vito Capo 3.